Faenza, città delle ceramiche. Siamo andati a incontrare in una bottega la grande qualità artistica di questa città. Siamo all'interno del punto vendita dei maestri maiolicari faentini con Lea Emiliani, titolare di questo punto vendita, per parlare di ceramica. Esiste ancora la ceramica artigianale oggi a Faenza? Certo, certo. Ma e noi ne siamo la prova. Voi siete una prova, ma Sì. c'è ancora mercato, c'è solo la volontà e la passione di fare ceramica? Innanzitutto tanta passione, tanta voglia di dedicarsi a questo lavoro e poi chiaramente c'è anche il mercato. È un mercato particolare rivolto a persone appassionate di queste cose. Voi portate avanti la tradizione faentina della ceramica, immagino, certo, o per anche noi. c'è innovazione nel vostro laboratorio? L'innovazione sta nella ricerca continua della perfezione del segno, della perfezione dell'oggetto che si va a realizzare e soprattutto del cercare sempre quel mix giusto tra decorazione e forma per dare un oggetto di un risultato perfetto. Guardando questi pezzi sembra però di averli fatti con lo stampino, invece sono pezzi unici. Assolutamente no, perché essendo tutti fatti a mano sono tutti diversi l'uno dall'altro. È frutto un po' della nostra fantasia, della nostra esperienza e soprattutto dell'applicazione costante che ci dà la possibilità di realizzare questi pezzi quando è richiesto, tutti uguali fra di loro, con quelle piccole imperfezioni o imprecisioni date dal fatto a mano, oppure renderli unici perché ogni pezzo viene fatto pensando al momento, così, all'estemporaneità del momento. Chi cerca un pezzo di ceramica oggi cosa cerca? Cerca il fatto a mano che sia bello, che sia d'effetto e che abbia un costo accessibile. Ma ci sono dei pezzi con costi accessibili? Ma dipende sempre dalla quantità del decoro, perché ogni pezzo ha un prezzo diverso a seconda del decoro che è stato richiesto nella realizzazione. Parlando invece di stili, qui ci sono tutti gli stili faentini. Vogliamo tutti ricordare? Chiaramente no, tutti no, perché gli stili della ceramica faentina sono tantissimi. Noi riproduciamo quelli più vendibili, quelli più richiesti e quelli che fanno parte un po' dell'abitudinario. Ecco, siamo abituati a vedere più frequentemente i decori del 400, i decori del 700, il melograno dei primi del 900 con la finitura in oro. Ecco, i decori più richiesti sono sempre questi. Insomma. Prima ho detto il termine laboratorio, ma è forse più giusto dire bottega? Sì. So che i ceramisti hanno piacere di ricordare il termine bottega. Sì, diciamo che è l'una e l'altra, perché è una bottega, perché si produce, è un laboratorio, perché si realizza tutto a mano, insomma. È un mix dell'una e dell'altro. E quante persone lavorano? Allora, con me lavorano 7 persone e in più ci sono io che faccio un po' da mix e poi adesso c'è anche mia figlia che ha iniziato a darmi una mano. Adesso, di solito quando viene acquistato un pezzo, soltanto per bellezza o anche per utilità? Beh, per l'uno e per l'altro, sì. Sì, spesso si acquista un oggetto pensandone anche all'uso, sì, questo senz'altro sì. L'oggetto più particolare che avete qual è? Più particolare? Sì, anche più difficile forse da fare, no? Difficile, dipende, cioè la difficoltà sta nella decorazione e la particolarità magari può stare anche nella forma, cioè un oggetto particolare, adesso una cosa così che mi viene in mente può essere la classica impagliata, il completo da primo pasto che veniva dato alla puerpera. E come difficoltà, come oggetti difficili nella si regala ancora a Faenza? Si regala ancora, sì, è un oggetto che non è conosciuto e quindi quando lo si propone il pubblico rimane sempre un attimo perplesso e incuriosito. Però sì, c'è diciamo, una simpatia verso questo tipo di oggetto. E gli oggetti strani invece fuori dalla tradizione si vendono? Cioè, di solito si pensa al piatto, alla ciotola, al vaso, Ma ci sono talmente tanti articoli che è difficile dire qual è l'oggetto strano, insomma. Elena Dal Prato è consulente dei maestri maiolicari faentini, ma anche collaboratrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.
E qui si ripete un po' la tradizione, mi diceva Lea, giusto? Esatto, qui si ripete la tradizione della storia della ceramica di Faenza e la storia quindi della stessa città di Faenza. Questo lavoro nella quale io sono cresciuta è stato fatto sempre di passione e di arte, quindi per me è stato naturale innamorarmi sia del lavoro di mia madre che della ceramica, perché per me è una fortuna incredibile poter vedere la passione che ci mette, l'amore che ci mette mia madre nel lavoro e soprattutto la bellezza che è vederla decorare col pennello e i colori sulla ceramica di Faenza. Qui ci sono un po' quasi tutti, come diceva Lea Emiliani, gli stili della ceramica faentina. Che cosa li contraddistingue? Ogni decoro nasce in un determinato periodo storico, ma tutti sono accomunati dalla ricerca della perfezione del segno e da una bellezza innata. Li contraddistingue il periodo storico in cui sono nati, quindi le influenze che possono essere più orientali, altrimenti le influenze cinesi come le cineserie per il garofano o le influenze neoclassiche per i decori dell'Ottocento fino alle influenze liberty del decoro del melograno. Ma si può copiare la ceramica faentina? Ma ci hanno provato? Ci hanno provato e come tutte le cose si può provare, però il risultato è quello che conta e come diciamo sempre noi speriamo che il bello venga riconosciuto dalla gente e soprattutto il bello è il fatto bene, perché poi tutti possono provare ed è importante che ognuno provi a decorare su ceramica, ma poi è il risultato quello che fa la differenza e noi teniamo molto al risultato che sia bello e soprattutto che si veda. Ma quanto tempo ci vuole per preparare un pezzo? Ma dipende sempre dalla bravura e dall'esperienza della ceramista e questa è una domanda che ci fanno sempre molti perché è interessante nel fatto a mano, in un'epoca in cui tutto è seriale, tutto è industriale, conoscere ancora i tempi del fatto a mano e ci possono volere da mezz'ora, un'ora fino anche dei giorni interi per i pezzi più importanti, quindi è proprio questa la bellezza che ogni pezzo nasce con del tempo e quindi si cura quel pezzo e c'è amore e passione nel fare questo pezzo che non è una cosa seriale e fatta in 5 minuti e quindi anche la bellezza e la preziosità del fatto a mano sta proprio in questo mestiere del fare le cose con cura. Ci è stato parlato prima anche della decorazione, l'importanza della decorazione, qui vedo anche una miriade di colori. Come nascono questi colori? Ma i colori sono tutti ossidi minerali macinati e quindi quando per esempio il blu è un blu cobalto. Tra l'altro è molto interessante vedere proprio la decorazione a mano del colore blu perché essendo ossido di cobalto quando viene macinato subisce come uno shock e quindi perde anche il suo colore diventando un colore violetto che ritorna solamente blu dopo la cottura a 900 gradi, quindi è anche l'esperienza della decoratrice sapere quali sono i colori quando sono alla loro fase polverosa, perché quando si decora per esempio il melograno o il garofano per il blu si stende un colore che in realtà è viola e riacquisterà il colore blu solo dopo la cottura. Ma vedo, farei tanti pezzi, naturalmente siamo sotto il periodo pasquale, le uova, ma vedo anche delle damigelle. Come nascono queste damigelle? Sì, noi siamo innamorati delle nostre dammine, come noi anche i nostri clienti, perché sono proprio, fanno parte anche loro della nostra tradizione, perché sono le dammine anni 20 del periodo Liberty faentino, in particolare dell'artista Francesco Nonni e Domenico Baccarini. E piacciono tantissimo a noi farle, ma anche alla nostra clientela, sia come collezioni personali ma anche collezioni da regalare e hanno tutti abiti, vestiti diversi dal Pierrot che forse è una delle forme più belle, alle dammine che danzavano perché negli anni Liberty la donna per eccellenza era la donna sinuosa che si muoveva con eleganza, quindi la ballerina e le ballerine ritornano molto spesso nelle dammine. Diciamo che le dammine sono un po' la nostra produzione quasi, se si può dire, preferita. Ma si riesce oggi a fare innovazione nella ceramica, a portare qualcosa di nuovo? Perché tanto lei è anche collaboratrice del MIC, del museo, quindi vede un po' tutta la storia della ceramica mondiale. Esatto. Ma si riesce a portare qualcosa di nuovo o si prende sempre dal passato? Ma diciamo che l'innovazione è fondamentale perché ce lo insegnano poi i nostri ceramisti antenati del Cinquecento che se non avessero continuamente fatto dell'innovazione la loro ancora di salvezza non saremmo arrivati al giorno d'oggi. Quindi l'innovazione nella ceramica è fondamentale e c'è e speriamo che ci sia sempre. Però per noi diciamo che l'innovazione la mettiamo nella nostra precisione, nel nostro impegno che
in tutti i giorni ci permette di poter lavorare con la nostra storia e la nostra tradizione. Quanto sono importanti i colori? Tutti i colori sono possibili nella ceramica? Assolutamente no, perché come si diceva prima i nostri colori sono ossidi minerali e gli ossidi minerali che resistono a una temperatura di 920 gradi, che è la cottura della maiolica, sono pochissimi e quindi abbiamo una gamma cromatica abbastanza limitata, sufficiente comunque per dare questo effetto cromatico meraviglioso che è la ceramica di Faenza. Come viene fuori quell'oro nel melograno qui alle spalle? L'oro è un terzo fuoco, nel senso che l'oggetto subisce una terza cottura, perché l'oro viene applicato sulla maiolica già cotta, già liscia, già perfettamente lucida. L'oro è oro puro in polvere, diluito con dei solventi, che lo rendono fluido e adatto al pennello per essere usato sulla maiolica. Dopodiché l'oggetto riceve una terza cottura a 700 gradi e l'oggetto esce bello lucente con l'oro perfetto. Come se lo immagina il futuro della ceramica? Oggi parla anche con sua figlia che è qui in negozio. Come se lo immagina lei? Ma io penso che questo sia un settore che avrà sempre un riscontro, perché diventerà un settore di nicchia dove gli appassionati continueranno a trovare questi oggetti particolari. Ecco, il pubblico che si innamorerà e chi chiederà questi oggetti probabilmente sarà un pubblico più, come dicevo prima, appassionato e dedito a queste cose, insomma, a questo tipo di arte.